dare a Rossano Veneto un futuro diverso, programmato per le prossime generazioni e non fatto da un'amministrazione che ormai è stanca e che vede dei meccanismi incagliati e spesso stantii, ma che siano programmati da una generazione che vuole il bene di Rossano Veneto. Punta a un cambio di passo e alla poltrona di sindaco il candidato Davide Berton e per i primi 100 giorni della sua eventuale amministrazione l'obiettivo sembra già chiaro. La nostra amministrazione vorrà terminare tutti i cantieri che sono aperti e sbloccare i lavori pubblici che sono incagliati. L'asilo i cui ragazzi sono stati trasferiti nel 2021 e vedono poche prospettive nel settembre 2023 di entrare nel nuovo asilo. La piazza è ferma da 4 anni, continuiamo a vedere questi lavori, altri cantieri bloccati a Rossano Veneto. Noi vogliamo dare un cambio di passo in questo settore, vogliamo terminare velocemente tutti i lavori che sono stati iniziati. E sul taccuino degli appunti dedicati a una nuova Rossano, Davide Berton punta l'attenzione alla disabilità. Rossano Veneto serve un'attenzione particolare, vera per la disabilità. È un tema che ha lacerato il nostro paese e che ha visto molte divisioni. Quello che io posso dire è che i portatori di handicap, le persone che hanno questa difficoltà, non sono gli unici portatori, ma è una cosa che colpisce anche le famiglie. La vicinanza dell'amministrazione comunale deve essere totale. Il sindaco deve essere una persona che sta vicino alle famiglie, che è un portatore anche presso gli enti superiori o presso la nostra ULSS di situazioni di disagio. Deve essere un vessillifero che si fa carico di rappresentare quelle che sono le esigenze.